60 euro faranno mai la differenza sul campo? Non lo sapremo mai, perché quando sono andato in negozio mi hanno dato 2 ferrino destre e quindi non abbiamo potuto utilizzarli. Quindi sigla! Sveliamo il mistero delle 2 ciaspole destre. Allora, non ci sono 2 ciaspole destre, ma in verità questo pezzo qua è stato montato all'incontrario, ma io non me ne sono accorto. Praticamente l'attacco erano tutti e 2 a destra, è bastato svitare questi 2 bolloncini qua e girare appunto questo pezzo qua e abbiamo ottenuto appunto la destra e la sinistra, quindi problema risolto. Via con la sigla. Ora adesso mettiamo su le scarpettine. Sembri un cavallo doppato, sembri. Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo a Sella Nevea e faremo il sentiero 625, almeno inizieremo col 625 per fare un giro nella parte alta dove ci sono le malghe. E in verità non abbiamo studiato un percorso, vediamo un pochino quello che faremo, dove andremo e anche la situazione dei sentieri. Quindi via, si parte all'avventura oggi. Allora, il giro delle malghe del Montasio è un giro molto semplice e abbastanza lungo, poi vi mettiamo tutto in descrizione alla fine del video con la spiegazione sulla carta tabacco. Però ecco, oggi noi l'abbiamo fatto perché volevamo iniziare in modo soft l'approccio con le ciaspole, volevamo essere sicuri di trovare la neve giusta per poterle utilizzare e diciamo che abbiamo fatto centro, perché la neve è meravigliosa, il sentiero in molti tratti è ben battuto e le ciaspole le abbiamo provate e abbiamo fatto comunque una bella camminata e una piacevole passeggiata molto panoramica, soprattutto nel tratto centrale del percorso, e consigliato, diciamo, a chi vuole magari anche per la prima volta approcciarsi alle camminate con le ciaspole. Ecco, secondo noi questo è il posto ideale. Allora, le ciaspole, le ferrino, e purtroppo non siamo riusciti a provarle perché appunto c'è stato questo sbaglio in negozio, ci hanno dato 2 destre, però vabbè, le proveremo. E le MSR invece di Cristina non sono niente male, hanno questa calzata larga che ti permettono di evitare brutte torsioni con la caviglia e sono leggere. Insomma, Cristina ha fatto 3 ore e dice che si trova molto bene, e lei è abbastanza rompipalle, quindi se si trova bene lei. E l'unica cosa, ecco, forse che i lacci per fissare lo scarponcino sono un po' come dire, difficili da sistemare, però una volta regolati, vabbè, non c'è nessun problema.
diciamo che forse la chiusura delle Ferrino è più pratica, però al momento insomma Chris si trova bene. Una cosa importante che abbiamo notato è che non creano mai in nessun momento accumulo di neve sotto, e questa è una cosa veramente fondamentale quando si fanno chilometri e chilometri anche nella neve fresca. Bene, eccoci qui alla carta tabacco. Quello che noi abbiamo fatto oggi è stato arrivare a Sella Nevea e parcheggiare la macchina nel parcheggio della caserma della Guardia di Finanza, che è più o meno qui. Noi poi abbiamo proseguito lungo questa stradina fino a raggiungere le indicazioni del sentiero 623 e abbiamo svoltato a destra prendendo questo sentierino che poi ci ricongiungerà col 625, ma è molto bello perché è in mezzo al bosco. Da lì siamo risaliti fino ad arrivare alla prima casera, che è questa. Dalla prima casera in falsopiano abbiamo percorso il 624 nella sua interezza fino ad arrivare a Casera di Mezzo, che è qui. Da qui poi abbiamo proseguito, siamo arrivati a Casere Pecol. Abbiamo preso questa stradina che ci ha portato a questa strada che sarebbe normalmente asfaltata, ma in questo caso era innevata e percorribile solamente con le ciaspole, che presa a ritroso ci ha portato direttamente al parcheggio dove noi abbiamo lasciato la macchina. Con questo il video termina, noi speriamo di esservi stati d'aiuto e vi aspettiamo al prossimo. Un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca. Ciao ciao!